avanti. Fermati, Enrico! Oh. Ah, sei tu, Garrone! Ehi, Franzi, te l'avevo detto che se davi fastidio a Nelly te la saresti dovuta vedere con me prima o poi. Per la verità questa mi risulta nuova. Comunque stavo giusto pensando che ci saremmo misurati io e te, prima o poi. Avanti, montagna di lardo, se pensi che abbia paura di te solo perché sei grande e grosso, ti stai sbagliando. Avanti, difenditi. Garrone! Ma non è finita qui. Tutto bene, vero? Certo, ragazzi. Questa volta l'hai passata liscia, te lo concedo. Ma ricordati, non è finita qui. Io sono uno che non dimentica facilmente, ricordatelo, Garrone. E i soldi di Nelly li ho già nella mia pancia. Enrico, ma tu ti sei fatto male? No, ho preso solo un pugno, ma non è niente. Ehi, Garrone, senti. Sbaglio, tu questa mattina avevi la febbre. Eh? È mia madre che è ammalata. Io sono sano come un pesce. E mentre andavo in farmacia ho incontrato il povero Nelly. Ah, adesso capisco. Già. Mio caro Nelly, ecco qua per il tuo quaderno. Arrivederci. Garrone, aspetta! E così il bravo Garrone ti ha aiutato. Sì, mamma, non è questa la prima volta. Capisco. Lui ti protegge perché sa che sei debole di salute. Ti prego, domani posso fare anch'io la lezione di ginnastica come tutti gli altri. Oh, figlio mio, ma se ti verrà di nuovo la febbre alta dovrai restare a letto e perderai molte lezioni. Ma io sto benissimo. Anche Garrone è stato male per 2 anni, ma questo che vuol dire? Adesso è un ragazzo sano, robusto e scoppia di salute, mamma. Sai, quando guardo Garrone e lo vedo così grande e forte, lui che era tanto malato, sento che posso farcela anch'io. Ti prego, lasciami provare. Va bene, ma non strapazzarti. Voglio ringraziare Garrone, ti ha dato tanto coraggio. Si è comportato come un vero amico con te. Garrone, ce la farò. Ce la metterò tutta per diventare forte come te. Spero che tua madre stia meglio oggi. Sì, la febbre è calata e il babbo non è di servizio, le farà compagnia. Bene, mi fa piacere. Garrone, grazie per ieri. Oh, Nelly. Questo è il denaro che mi hai prestato. Ho raccontato la storia di ieri a mia madre, anche lei ti ringrazia. Su, andiamo, farò anch'io ginnastica oggi, sapete? Ehi, ma non ti farà male. Ho deciso che da oggi in poi sarò come tutti gli altri. Anche la mamma è d'accordo, gliel'ho già detto. Potete arrampicarvi nel modo che preferite. Cercate di arrivare in cima, ma senza farvi male. Pronti? 3 alla volta. Pronti? Via! Avanti! Salite! Forza, Mutini, forza! Salite! Avanti, Galoppi, sali! Forza, così! Avanti! Su! Forza, sali! Forza, Mutini, forza! Dai che ce la fai! Avanti, sali! Dai, Antonio! Forza! Forza, Galoppi! Vai, Antonio! Forza, Galoppi! Forza! Dai, Antonio, sei quasi arrivato! Avanti! Avanti! Bravo, bravo! Bravo, Lele! Bravo! Sei bravo, bravissimo! Mutini! Forza, Galoppi! Forza, Galoppi!
Ehi, Garoffi, ti è andata proprio bene. È andata proprio male, invece avrei voluto fare qualcosa di meglio, sai? I prossimi. Fifone. Bene, altri 3. Mi raccomando, Nelly, in gamba. D'accordo. È impossibile, quel marmocchio non ce la farà mai. Resisti, Nelly, avanti, non mollare. Benissimo, continueremo assieme. Avanti. Forza, Nelly! Resisti, Nelly, ce la farai. Nelly, avanti, coraggio! Forza! Un ultimo sforzo! Dai, ancora un piccolo sforzo. Ce l'abbiamo fatta, Nelly. Bravo, Nelly! Ora puoi scendere! Ehi, Nelly, ma cosa vuoi fare? Nelly! Scendi, Nelly! Bravo, bravo, Nelly. Nelly, sei stato bravissimo. Sono contento. Sai, Garrone, certo ho avuto un po' di paura lassù. Bravo, Nelly. Bravo davvero. Ma avete visto? È stato magnifico, Bravo, visto, ragazzi? Davvero bravo, sì, davvero bravo, sì. È stata davvero una sorpresa. È stato bellissimo. Ho avuto una paura, ma ero stanco di farmi prendere in giro da tutti. Comunque ti ringrazio, Garrone. Nessuno ti prenderà più in giro d'ora in avanti. Parola di Garrone, hai fatto davvero una cosa eccezionale. Grazie ancora. Garrone. Mamma! Vieni, Garrone. Buongiorno. Tu sei dunque Garrone.
Mio figlio mi ha parlato tanto di te, non so come ringraziarti per averlo aiutato e protetto. Ne sono commossa, caro ragazzo. Anch'io voglio congratularmi con te. Bravo, sei stato tu a dare a Nelly fiducia in se stesso. Accetta questo piccolo dono. Mio figlio e io ti siamo grati con tutto il cuore, perciò ti prego, accettala come ricordo. Oh. Su, Garrone, prendila. Testimonierà per sempre la nascita di una meravigliosa amicizia. Grazie, signora. Caro. Oh, Con Nelly Garrone si è comportato davvero amico. Ha saputo dargli fiducia. Sono contento che Nelly sia riuscito a dimostrare di non essere quel deboluccio che tutti credevano. E così anche oggi Garrone ci ha dato un'altra prova della sua grande bontà. Bravo Garrone, bravo Nelly.